Assessore, allora parliamo di questi buoni spesa, a che punto siamo? Se ci fa una sintesi di ciò che è stata la vostra azione in seno all'attività attiva del Comune di Agrigento? Con piacere. Allora ci siamo trovati di fronte improvvisamente, così come tutta l'Italia, ad un problema grave, serio e nuovo, completamente nuovo, quello che poi è stato un po' definito come nuova povertà, e cioè tutte le persone che non avevano problemi economici perché in qualche modo riuscivano a lavorare, facendo dei piccoli lavoretti, facendo dei lavori anche normali, in stato di assunzione, eccetera. E improvvisamente per la chiusura obbligata di tutte le attività economiche si sono trovate, per le limitazioni alla circolazione che ci sono state, si sono trovate ovviamente a dover far fronte a una situazione senza avere un sostegno economico. È un fenomeno questo che non solo ci ha presi di sorpresa noi come Comune di Agrigento, ma ha preso di sorpresa tutta la nazione, al punto che ovviamente dal punto di vista economico sono intervenuti dei provvedimenti nazionali, dei provvedimenti regionali per poter fare fronte a questa che rischiava e rischia di diventare una bomba sociale. Per questo è stato emanato un primo decreto, una prima ordinanza della Protezione Civile che stanziava per il Comune di Agrigento 444.620 euro. Quasi contemporaneamente la Giunta regionale siciliana si è adoperata per fare un altro stanziamento che assegnava a tutti i comuni una certa somma e al Comune di Agrigento circa 1.170.000 euro. Ovviamente si poneva il problema della distribuzione di questi fondi, e quelli nazionali relativi quindi all'ordinanza della Protezione Civile sono stati quelli che per primi sono arrivati e quelli che per primi sono stati messi in distribuzione, e quindi ci siamo attivati subito per questo. Vorrei fare un po' di chiarezza anche su un altro fatto. Parallelamente, indipendentemente da questi fondi, che sono dei fondi diciamo economici, ci siamo attivati assieme all'assessore Battaglia, ci siamo attivati per dare una primissima risposta al bisogno proprio di dovere molte famiglie fare i conti con la difficoltà di mettere qualche cosa sulla tavola, in un periodo particolarissimo che era quello della Pasqua. Per cui ci siamo attivati e abbiamo fatto un'attività di raccolta di beni di prima necessità alimentari soprattutto, chiedendo la disponibilità a supermercati soprattutto, ma anche a privati, per poter avere la disponibilità di beni di prima necessità, che ci siamo attivati, ci siamo poi mobilitati per poter distribuire. Questa è una cosa che è del tutto indipendente dai fondi che poi sono arrivati, per cui ci siamo attivati dapprima proprio in maniera artigianale, direi, e poi piano piano coinvolgendo la Protezione Civile e coinvolgendo soprattutto i volontari, soprattutto quelli della Croce Rossa, della GECI, della SISE, eccetera. E questa è stata un'attività che ci ha permesso di distribuire circa 1.200 pacchi spesa in maniera molto regolare, molto trasparente. C'è tutta la documentazione relativa a questa distribuzione, di richieste e di distribuzione, e noi siamo assolutamente contenti di come sia andata questa distribuzione, perché ci ha consentito di mettere delle toppe immediate a questa situazione nuova. Andiamo alla distribuzione dei buoni spesa. I buoni spesa, quelli della Protezione Civile, cioè i 444.000 euro, sono stati distribuiti con un primo avviso in cui chiedevamo di sapere chi fosse in condizioni di estrema necessità, nel senso che nella prima distribuzione anche l'ordinanza della Protezione Civile diceva di dare la priorità a chi si è ritrovato senza nessun tipo di sostegno, quindi non avendo un reddito di cittadinanza, non avendo pensione, non avendo altre cose. E questo abbiamo fatto un primo avviso. Questo primo avviso ci ha consentito dico subito i numeri, ci ha consentito
di distribuire 157.000 euro. Sono state presentate 827 domande, di queste ne sono state accettate 731 e ci hanno permesso appunto di distribuire 157.000 euro.